Pratiche per l'amministrazione di sostegno, autorizzazioni del giudice tutelare, assistenza per i servizi della volontaria giurisdizione. Sono solo alcune delle pratiche che potranno essere svolte oggi accedendo all'ufficio di prossimità che il Tribunale di Genova ha attivato dal mese di dicembre a Rapallo. Il primo nel Levante di una serie di uffici che vogliono portare la giustizia più vicina ai cittadini. L'accesso allo sportello rapallese al secondo piano dell'ex ospedale di Piazza Nolfino sarà per via appuntamento tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 12 telefonando allo 0185 68 02 77. Un servizio non tanto per i professionisti del settore, ma rivolto soprattutto alle persone più fragili che così possono evitare di affrontare le pratiche andando obbligatoriamente a Genova. Lo scopo è proprio questo, siccome i professionisti hanno comunque, mi riferisco in particolare agli avvocati, hanno la possibilità col processo civile telematico di accedere direttamente tramite le loro piattaforme alle cancellerie del Tribunale. Questo è specificamente rivolto all'utenza non professionista, cioè quindi siccome si rivolge alla fascia debole, a tutte le questioni legate all'amministrazione di sostegno, quando l'amministratore è il genitore nei confronti del figlio nei confronti del genitore, o tra fratelli o comunque in rapporti familiari, non c'è un professionista che se ne occupa e quindi lo sportello consente appunto di avere un contatto diretto anche solo per delle informazioni. Nel Tigullio a breve lo sportello di Rapallo e Santa Margherita Ligure sarà affiancato anche da uno a Borzonasca. Per la cittadina del Tigullio occidentale è un servizio atteso da tempo che vede lo stretto coinvolgimento tra l'amministrazione comunale, i servizi sociali, il distretto sociosanitario della ASD 4, la regione e ovviamente il Tribunale di Genova. Ci tenevamo molto, era partita la nostra richiesta e insieme all'allora vice sindaco Pier Giorgio Brigati proprio per dare una risposta efficace alle esigenze di tante persone, soprattutto quelle più fragili, più anziane, più sole, e finalmente siamo proprio contenti che diamo corrispondenza.